Grazie Davide, noi cambiamo argomento. Questa mattina è stato inaugurato il totem che nel 1981 venne donato dagli emigranti canadesi a Udine dopo essere stato sottoposto a restauro, un vero e proprio simbolo che arricchisce il parco udinese McBride. In seguito è iniziato il congresso della Federazione dei Foglars Furlan del Canada. Per tutti i dettagli, linea a Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo all'esterno del Salone del Parlamento del Castello di Udine dove c'è la seconda parte di questa intensa mattinata che coinvolge la delegazione di emigranti canadesi facenti parte della federazione che raggruppa 16 fogolar appunto canadesi. In mattinata al parco McBride è stato inaugurato il totem restaurato a Tarvisio da Francesca Comello, vicepresidente di Confartigianato, un simbolo donato 41 anni fa proprio dai canadesi che per motivi di emigrazione si trovavano e si trovano tuttora da quelle parti. Ricordiamo che in Canada sono 1 milione gli italiani residenti, di questi 50.000 sono friulani. Ma andiamo a sentire alcune delle voci raccolte al parco McBride. McBride è appunto il pilota che nel 76, pilota di elicottero, precipitò a Trasaghis durante gli aiuti nel post-terremoto. Anche oggi non è stato un discorso di circostanza, ma ha sottolineato due cose sull'operosità dei friulani. La citazione di Michelangelo. Sì, è importante recuperare anche attraverso questi simboli la capacità del fare con le mani. Ed è una bella citazione quella nel film Good Morning Babilonia, quando alcuni artigiani italiani lavoravano alle scenografie del film di Griffith e venivano derisi perché dicevano italiani, mani sulla pancia, sguardo verso il sole, loro rispondono sì, noi siamo i figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo, noi abbiamo restaurato le chiese di Firenze e di Pisa, voi di chi siete figli? Cioè per dire che attraverso questa tradizione del saper fare facciamo grande il nostro Friuli. È stato fatto positivamente per il millesimo della città di Udine che succedeva dopo nel 1983 e l'abbiamo portato come dono alla città di Udine per quello millesimo. Un simbolo importante, ma è qui collocato nel parco McBride di Udine, un luogo molto frequentato e aveva bisogno di un restauro. L'abbiamo fatto anche perché dobbiamo ricordare questo dono molto prezioso fatto 41 anni fa dalla Federazione Foglars Furlan del Canada e quindi era obbligo nostro di riportarlo in pratica al suo antico splendore. Come ente Friuli nel mondo non possiamo che ringraziare l'amministrazione comunale di Udine, la persona di Fontanini che ha mantenuto la promessa in vista appunto del terzo congresso internazionale dei canadesi qua nella loro patria, qua in Friuli, e soprattutto Confartigianato nelle mani dell'esperta Comello che ha recuperato questo simbolo dell'unione dei popoli, ma soprattutto dei friulani di questa patria e i friulani che sono in giro per il mondo, in questo caso dei canadesi. Graziano Tillati, i friulani di certo non sono un popolo che sta con le mani in mano, qui c'è l'esempio dell'operosità. Qui proprio veramente è il simbolo, noi come mondo di Confartigianato siamo veramente grati ai Foglars Furlan del Canada, ma anche all'amministrazione comunale di Udine per aver, se mai ci fosse stato bisogno, averci dato l'occasione di dimostrare quello che gli artigiani sanno fare. Purtroppo era in condizioni veramente pietose, bisogna dirlo, perché era inserito comunque in un basamento riempito di sabbia, quindi ogni volta che l'acqua con la pioggia arrivava lui si impregnava, non aveva protezioni e quindi sia dall'alto che dal basso veniva costantemente agito sia dagli agenti atmosferici ma soprattutto, brutto dirlo, dagli insetti, per cui internamente era completamente lesionato. Udine ha recuperato oggi alla grande una credibilità anche da parte dei nostri amici con radici friulane e i canadesi che sono arrivati, era il miglior modo per dargli il benvenuto e noi siamo molto fieri di questo.